Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati per un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Antonio De Sì, il titolare di una caffetteria AD Caffè, e oltre a questo è stato anche per tanto tempo impegnato politicamente come consigliere comunale e anche candidato sindaco. È una persona interessante, per cui buon ascolto, buona visione e sigla! Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Amico mio, allora, buongiorno. Devi metterti questo. Cos'è? Non lo conosco. No. Un auricola, un microfono. Mi devo mettere questo? Ti va bene? Sì. Bravo. Ascolta, e dimmi una cosa. Sei registrato da questo momento. Vabbè. Non devi dire niente di sconveniente. No. Che può essere usato Contro di te. No, ti devo parlare che è usato a favore nostro, Sì. Senza contro di Ma noi. lo sapranno tutti quello che stai per dire. Quindi... Sì, non ce ne frega niente. Bravo. Stiamo parlando dell'organizzazione di domenica. Addirittura, ma cosa ne frega nulla alla gente? Ma perché siamo in linea? Siamo già in lì. Ah, perfetto. Noi dici dopo, quando finiamo. Ah, ok. Allora, Quindi, che- direzione... Mi stai facendo da Cicerone? No, Ah, no, no, facciamo una passeggiata. Ah, ok. Andiamo, un'ora di giro. Ma non è tanto il viaggio. Sai come si dice, no? Non è tanto la meta, ma il viaggio. Quindi, Quindi, non il contenitore ma il contenuto. Bravissimo. Fatto accento che il contenitore è anche una macchina gradevole. è gradevole. Questa macchina è molto bella. Sai che tutti la scambiano per un furgoncino? Non è vero. Grazie. Non è vero, è una bella perché- macchina. Mi scusi, sposta il furgoncino. Ah, macchina! Scusi, guarda quel furgoncino là fuori di chi? Che furgoncino, furgone. Furgone è una cosa Ma chiusa. perché nell'immaginario collettivo c'è una visione che cioè se non è il SUV perché si va a moda, no? SUV? SUV, prima c'era Il fuori lo strada. station. Lo station wagon, ti ricordi? sì, che è diventato macchina di massa. Sì. E chi l'aveva sdoganata all'inizio. Ti ricordi quante Ford Focus Station Wagon si vedevano un periodo? La prima station wagon di Russo era la Volvo. La Volvo, sì, La tua, vabbè, quella è la che- Volvo nuova, ma quella la che- vecchia Volvo. Beh, che da poco lo sai perché mi ha ricordato credo che il pianale sia Sì, di quella forse Volvo lì. Il telaio è uguale. Di quella Volvo lì ho visto questo film bellissimo dove parlava di questo chef che stava aprendo questo ristorante. Lui era uno chef stellato, è andato in male per un sacco di questioni, forse ho capito, aveva ambientato perso anche in la Svezia. moglie poi, O in Norvegia. da qualche In Europa. no, in Inghilterra. Vabbè, comunque è Europa perché quella macchina è europea. E comunque lui aveva quella macchina 740, La 740 proprio tagliata dietro, leggermente più bassa rispetto alle nostre macchine. Però era un po' un baule. No, ma a me una la bara. mia piace un casino. La tua è bellissima. Ma tu devi vedere, quest'estate, quando siamo andati con Beba lì nella penisola del Sinis, che poi c'era un giorno che non si poteva andare a pesca maestrale, ma vera, e quando c'è maestrale nella penisola del Sinis tu tieni conto che sei a ovest, quindi mare morto. beh, sì, da ovest. ce l'hai a ovest, ce l'hai in mare aperto a ovest, quindi nord-ovest hai tutto il mare che ti arriva addosso. Tant'è vero che io, Pericolosissimo. quando ero giovanissimo, quando ero prestante, diciamo così, andavo a Puzzuita a fare windsurf. Ah, è vero. Che è una figata. Le onde. Sì, e lì c'erano le onde. Facevi windsurf? Per molto tempo. Vabbè, adesso stai pescando, che già quando me l'hai detto l'altro giorno vado a pescare. Carafi. Io ho detto a Lenza. Ma no, ma no, uno che fa windsurf subacquea. va a fare pesca con la lenza. Ma che caspita ne so? Tu devi vivere il mare. Ho capito, ma La cosa più bella del windsurf è stato un senza anno. dire quanti anni hai, non ci interessa o ci interessa, non lo Ma so. che cazzo me- Però- a te ti interessa? Quanti anni hai? Boh. Quando sono Come sentito, Ulisse. quando Come ti senti- chiami? Nessuno. Nessuno. Quando sei andato a pescare, cioè mi ha detto vado a pescare, mai avrei immaginato alla nostra età di andare sott'acqua. In perché? apnea. Perché non lo so, pensavo fosse una cosa da fare ai 30 anni, 40 anni. No, allora, il tema del pescare è una figata. Lo sai Cioè? perché? Ma te lo dico. Perché l'ecocentro Eh? l'ecocentro stanno facendo? Lì? Comunque.
Perché il tema è interessante? Perché lo facevo con i miei fratelli, Anche i tuoi fratelli vanno ancora? Ah no, più. loro, cioè, per loro non esiste la taglia della mucca. Se te lo sentono ti uccido. No, ma glielo dico che, che sono belli corposi in carne. Che poi tu hai 2 gemelli per notare. Cioè 2 gemelli, 2 fratelli gemelli. Che poi tutti mi dicono, però i tuoi fratelli più grandi. Ma che sono più piccoli di te. Certo. Tu sei più 2 grande. anni, sì. Okay. Però sono del 70. Sono del 70. Però loro sono del 70. Sì, loro mangiano, ma mangiano molto. Uno più dell'altro, secondo me. Quando li ho visti, cioè, uno più dell'altro, quello che c'è la pizzeria. Ma è più robusto, più modalità cinghiale. Sirbone. Basta. Dicevi, quando andavi a pesca? Quando andavo a pescare? No, hai detto. Quando con la famiglia andavamo a pesca. Ma la nostra pesca di quel periodo era una pesca abbastanza semplice, nel senso che si usciva e si trovava subito. Andavamo a Sant'Andrea, che è una figata. Qui, Sant'Andrea sì. Vicino a Cagliari. E ce n'era lì. I polpetti, ma poi eri piccolo, quindi poi l'avevo mollato e poi l'ho ripreso da 3 anni a questa parte, che è la mia dimensione zen, diciamo la mia zona. Che bello, che è una molto. Ma ti fai molte ore poi? Sì, 4 ore dentro, dentro l'acqua. Cioè, che poi non è. Cioè, l'andare, la preparazione, dentro l'acqua, uscire e tornare. 6 ore, 7 ore, 8 ore. Sì. L'ultima volta, quando ero a Isarutta, Sparra, Mariermi, cioè insomma in quella zona lì che è bellissima. Cioè, sveglia alle 6. Le 6. Mutta. Alle 6, mutta. Acqua, cioè praticamente stavo ancora non era albeggiato in riva. Che bello. Ce l'hai presente in riva così? Sì. Così e guardi, sei solo. Poi il tema non è tanto cosa prendi, cosa peschi. No, è farlo. No, ma è lì. L'unico rumore che senti è tac, 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 tac. E lo sai cos'è? Il neoprene. Il neoprene è un po' fatto di piccole particelle. E senti il rumore del neoprene come qualcosa che si schiaccia, cioè presente quella percezione di quella bollicina che lo senti fuori dall'acqua? Lo senti, è una percezione che perlomeno questo è quello che provo io. Ma dentro l'acqua? Sì. Senti il tac tac dentro l'acqua? Sento i vari rumori, quindi naturalmente non senti i rumori di nulla perché sei in acqua, quindi sei ovattato. È abbastanza ovattato, poi tieni conto. Ma quanto stai sotto? Quanto riesci a stare? Guarda, non più di 15 metri. 15 metri di profondità? Sì. E di durata in termini di minuti? Poco. Un minuto? Di più? Di meno. Di meno? No, cerchi di scendere. Intanto, naturalmente, devi cercare di sprecare. Tieni conto che io lo faccio a livello, ma non sportivo. Leggero. Amatoriale. Di più, nel senso, modalità ginnastica dolce. Da terza età. Da terza età, bravo. Quindi scendi 30 secondi. Sì, diciamo che è quello che mi piace di più. Cioè io non faccio una pesca d'aspetto perché è una cosa che mi impalla. No, per esempio anche la questione legata a alcune modalità. Cioè io non andrei mai a pescare con la canna lì. Non ti piace? Cioè è statico, ce la posso fare. No, vabbè, è comunque un'attività fisica impegnativa. No, a casa stanco. Devastato. Devastato. No, aspetta, ma davvero devastato. Lo sai perché? Perché la pesca che faccio è la seguente, che da quel punto di vista è una figata. Allora, ogni ipotetica tana tu la devi visitare, cioè io la devo visitare. Cioè quindi non è che vai lì, entri in acqua, pinneggi, oppure come fanno tanti professionisti, cioè professionisti vanno in barca, no? Con la barca di appoggio, quindi vanno in barca, hanno l'ecoscandaglio, verificano cosa c'è, 20 metri, cioè quello. Naturalmente per incominciare a fare 20 metri, 30 metri, 25 devi essere allenato. È il tempo di allenare? Devi essere allenato. Sì, perché tu non sei un pescatore, cioè dico, qual è il tuo lavoro?
Io ti ho presentato, che lavoro Chi l'ha fai? detto? Io l'ho detto. Io ti ho E presentato. a chi l'abbiamo detto? Che... A tutti. Ah, perché Al mondo. siamo dove? Allora, siamo dove? Allora, Perché se no me lo... perdonami, questo che cos'è? Io ti ho buttato dentro in macchina. Il ti ho tuo detto, vieni van, con- siamo il mio collegati van. con un'app. No, perché- non siamo collegati, no, è registrato. Ah, è registrato. È una registrazione. Hai presente i podcast? Certo. E i vodcast? I vodcast sono questi. Cosa sono i vodcast? Podcast video. Ok, Vodcast video- voce. Video e voce. Ok, quindi ho pensato di fare una cosa un po' diversa dal normale, dal solito. Per Cioè, promuovere cosa? no, niente, parlare di persone. Ah, Parlare di persone bello. perché le persone per me, non so se... Hanno relazioni? No, hanno storie da raccontare. Ah. E siccome tutti intervistano i famosi, i personaggi, a me sta storia un po' mi ha rotto, nel senso che io E ascolto... tu vorresti intervistare famosi o famigerati? Perché Famigerati. allora io. Tu sei famigerato. Tu sei famoso in un certo ambito, ovviamente. Nel mio piccolo. Nel tuo nella piccolo. mia Siamo pic- tutti famosi a nel casa be- nostra. Nel no? bene e nel male. Ovvio. Nel Però, bene e nel male. però il fatto di ascoltare una storia da una persona normale, che poi normale non sei, ma in generale noi siamo tutte persone semplici, normali, Ah, beh, che sì. siamo conosciute all'interno di un ambito Di un ristretto, nucleo, di un sì. nucleo. Di una parte di una società che diventa leggermente più grande. Esatto, siamo tutti famosissimi a casa nostra e poi dopo piano piano per cerchi non concentrici ma come si dice centripeti, non mi ricordo che Sì, cavolo si sì, dice, che si allargano piano piano. Tu sei un po' più famoso di me, molto, perché sei conosciuto in nella ambito mia comunità, lavorativo. Ma so. dico, ho detto due cose di te, perché io oltre queste non volevo dire, ok. ho detto sei titolare di una caffetteria a Di Caffè, questo ci sta. e ci sta, e poi sei stato tanto tempo, tuttora un po' meno, ma molto tempo impegnato politicamente come consigliere comunale, Sì, candidato sindaco. diciamo che quella è stata una parentesi amministrativa. Era, non lo è più. No, non è Ecco. più perché la vedo come la politica che fai sempre in maniera attiva. Poi la politica in maniera attiva la fai anche non avendo un ruolo istituzionale, Ok. che in quel caso era un ruolo legato al consiglio Ed è comunale. anche impegnativa, vero? Molto. Molto impegnativa se la fai bene. Con passione, con Impegnativa. amore. Due, devi avere un po' gli strumenti e quelli te li crei perché ti metti a studiare, insomma non tutte le nozioni, perché poi il bilancio della pubblica amministrazione di un ente locale, di un comune, di una provincia, di una regione, ma già la regione ha dinamiche diverse, ma un ente locale è complicato, è complesso. Poi una realtà come quella di Monserrato, che è importante, Non è voglio dire, piccolina. che non è piccolina, è fra È i... secondo o terza dopo quarto? Cioè, No, Monserrato è... Tu tieni conto che la Sardegna ha 377 comuni, no? con 1,5 milioni di abitanti. Con 1,5 milioni di abitanti e E 350.000 all'interno del Cagliaritano. Beh, diciamo che anche di Di più. più. Diciamo anche di più perché la cinta dell'area vasta, poi adesso che si è modificata la città metropolitana, che arriva quasi a 70 comuni, quindi praticamente abbraccia che- sia i comuni costieri che i comuni montani. Quindi è 500.000. Stiamo parlando di 500.000, cioè di un terzo della Sardegna. Cioè praticamente e tieni conto che si snoda anche un po' la vita pubblica della Sardegna su Cagliari e anche se Sassari è importante, molto importante, però Cagliari ha le istituzioni fondamentali, la sede del Consiglio regionale, l'ufficio di presidenza, cioè si snoda la vita economica, politica e sociale della Sardegna. E Monserrato, tornando a noi, che è decresciuta per diverse Quanti cose. abitanti ha? 15, 17? No, credo che siamo intorno ai 18.009, ma non vorrei dire. Per i 20. Però diciamo è decresciuta, ma per un sacco di fattori, perché non solo, anche politici sicuramente, soprattutto politici, perché decresce, oltre al fatto che ci sono le morti, il No, problema ci sono poche nascite. è che ci sono poche le nascite morti, benissimo, però e non ci sei sono gli attrattivo, allontanamenti, esatto. vuol dire che non sei attrattivo avendo un potenziale eccezionale, perché Monserrato, se tu la guardi dall'alto, se tu te la googolizzi, come si dice, te la guardi dall'alto, ti rendi conto di una cosa che
davvero al centro dell'area metropolitana. E Monserrato paradossalmente è una delle cittadine dell'Interland cagliaritano, o meglio dell'area vasta come si chiamava prima, quindi tutto quello che è satellite intorno a Cagliari, più servita. Monserrato è la prima tra Quartuccio non alla metropolitana, Quarto non alla metropolitana, Sesto, cioè per esempio Settimo arriva alla vecchia stazione, però poi noi abbiamo a Monserrato, scherzi che ti rischerzi, uno la stazione del metro tram, 2 hai 3, 4 fermate. 4 fermate. E non dimentichiamo. È collegata al Policlinico. E non dimentichiamo un'altra cosa, che è il polo di ricerca per eccellenza che è città universitaria e Policlinico. Cioè che infatti molti quando è nato e cresciuto hanno pensato, caspita, adesso Monserrato diventa... No, molti monserratini non avevano colto l'opportunità che oggi è sotto gli occhi di tutti, perché insomma quell'opportunità, caspita, cioè intorno a quel polo ruota, passami il termine, un'altra Monserrato. Sì. Perché stiamo parlando di 15.000 persone che ruotano intorno tra universitari, pazienti, operatori, tant'è vero ogni giorno. Naturalmente tu consideri le degenze che sono lì, però tu immaginati cosa vuol dire se sei lungimirante, la ricchezza che può esprimere un polo come quello, mentre prima tu avevi la comunità monserratina che era votata a un'economia vitivinicola perché ha una tradizione importante, la prima cantina in Sardegna sociale nasce a Monserrato, dove uomini, cioè veramente più che uomini, donne e uomini, perché l'intuizione è stata delle donne che sapevano bene tirare di conto, come sempre, come al solito ci fregano come se fosse col cavolo che è cioè la donna comanda, ma poi comanda, è l'uomo convinto che comandi lui col cavolo. Ma poi c'è un altro tema vero, che era quello di mettere insieme le persone, quindi aspetta, però hai detto le donne facevano di conto, quindi cosa hanno capito? Che mettendosi insieme potevano avere una produzione interessante, tant'è vero che nasce nel 1926 la cantina sociale di Monserrato. Cioè le donne hanno le donne insieme agli uomini, naturalmente chi andava ovvio, però le donne avevano promotrici, avevano avuto una parte rilevante di questa cosa, e anche perché roba di quel tipo, cioè la donna di fatto, la donna in Sardegna sempre un po' i bilanci familiari, quindi come spendere i denari, l'uomo torna a casa, questi sono i guadagni, questo è lo stipendio. Io l'ho vissuto a casa così. Anche io. Babbo tornava a casa e dava i soldi a mamma. Così l'ho vissuto. Gestiva i soldi lei. Sì. Babbo aveva un po' di contanti in tasca e poi vabbè. Gli assegni li firmava a lui. Mio padre è capitato quella che mi dice, a me non me ne danno. E l'altro giorno gli ho detto, l'ultima volta, che ogni tanto... Sono vivi i tuoi genitori? Sì. Che belli. Tua mamma ti ha aiutato molto. Parte significativa della mia azienda. Ma stai scherzando? Sì, no, mi ricordo che quando adesso ho coinvolto anche mia zia. Tua zia è sorella di tua mamma? La sorella di mia mamma, perché mia zia è vedova da un po' di tempo, quindi naturalmente i figli sono impegnati nei rispettivi lavori. E lei... Cucina, cosa fa per te? Chi? Mia madre? No, tua zia. Fanno insieme, mi faccio fare la spesa, qualche volta la mando alla metro, conosci tutti. Loro manda la... certo, conosco tutti i miei fornitori, la tessera. Cosa dobbiamo prendere? Allora, ma non serve niente. Poi oggi ho pensato, ti porto alla metro, che magari devi fare spesa lì. No, la fa tua mamma adesso. Poi vengono e mi dicono serve qualcosa. Bellino. E quindi conoscono. Ma cucina da Dio, mi ricordo quelle cose che fa per il catering, quando fai gli eventi. Sì. Bravo, coinvolgi, perché li dai comunque. No, ma poi fanno tutto. Adesso mi sono fatto fare l'alro giorno gli ho detto, mi servivano una sacca per i fucili. Loro, tieni conto che loro sono... Una sacca? Per i fucili da pesca. Una sacca. Una sacca che potevo comprare da sempre? Da Temo, cioè, vabbè, sì, e-commerce. Online comunque. Gli e-commerce in generale. No, te la faccio io. Certo. Detto così. Perché loro, tu tieni conto che arrivano da una famiglia dove si faceva tutto a casa, dai. Mia zia la sa. Figurare.
Loro poi di estrazione nuorese, arrivano a Cagliari giovanissime, mia zia più grande era sarda, quindi sarda a livelli importanti, dagli abito da cerimonia, da sposa. Questa è la parte di tua mamma, quindi la famiglia. La sorella di mia mamma. Ah, quindi da Nuoro, origine nuorese? Origine nuorese. E poi tuo babbo invece di Monserrato? Di mio babbo. E loro di origine nuorese, che è una figata, perché si sono portate dietro tutto il background nuorese, quindi la parlata, la tradizione, cioè loro insieme no, la loro parlata no, ma loro insieme parlano ancora in nuorese. Mia madre è venuta qui, aveva 4 anni qui, però fra sorelle, cioè l'elemento culturale è talmente radicato che loro questa cosa non l'hanno mai persa, mai. Tra di loro parlano anche a casa mia, mia mamma con mia zia. Me parlano in italiano. Sì, no, ma fra di loro parlavano in sardo di Villassor, quindi capitanese molto stretto. Io lo capisco perfettamente, ma non lo so parlare. Cioè un po' lo so parlare, è più complesso. Quindi loro mi raccontano. Che il nuorese non è mica facile. No, è certo che non è facile. Loro mi raccontano le cose quando erano ragazzine. Poi sono belle signore adesso, le ragazzine erano veramente molto belle. Ma si facevano tutto, compreso la biancheria intima. Loro si facevano le mutandine in reggiseni, cioè capito? Cioè, quindi le prime mini, tu immaginati quel periodo, anni 70, anni 70, dove si facevano le feste in casa, queste cose me le raccontano tutte. Di che anno è tua mamma? L'emancipazione. 35? No, mia madre è del 48. Del 48? Mio padre è del 48. E quando sei nato? Aveva 20 anni lei? Porca miseria. Che giovani. Giovanissimi. Quindi tutto il patrimonio che aveva, mia zia era sarda, loro aiutavano anche mia zia, quindi c'era una sorta di catena di montaggio dentro casa di mia nonna. Poi naturalmente mio nonno era legato alle forze armate, e quindi eravamo trasferiti a Cagliari, avevano dato la casa a Cagliari, attraverso di Viale Ciusa, ricordo vicino di Viale Ciusa, comunque, dove c'erano le case che avevano fatto per i militari, e quindi loro hanno vissuto qui, ma mi raccontano cose improprie, e quindi ormai ce li ho. Ma mia madre mi fa ridere. C'ha la 600, che è la 600, quella vecchia, che era di mia zia. La vecchia? La vecchia. Quanta? 10 anni? Ah, non la vecchia, la vecchia. Che è una macchina brillante. Se tu la prendi in città è perfetta. È un missiletto. È più pratica della 500 nuova. Ah, assolutamente. Infatti io un po'. Sì, che macchina hai? La Pigetta. L'ho soprannominata la Pigetta. E quindi. No, okay. Però tu che cavolo hai fatto nella tua vita? Perché io so solo queste due cose, ma tu inizi quando? Ad avere il bar, la caffetteria, come primo lavoro? No. Prima cosa facevi? Prima ho fatto di tutto. Io non lo so, così lo sanno anche loro. Cosa ho fatto? Praticamente ho fatto. Da studio? Studio. Diploma? Diplomato? Che cosa? In ragioneria. Ok, dopo? Allora, poi poi ho aiutato un amico di mio padre, lui lavorava nell'Olivetti. All'Olivetti? No, l'Olivetti. Lui aveva la concessionaria. D'Alba, no, dove era? Qui a Cagliari? A Carboni. Quindi la concessionaria delle macchine Olivetti. Macchine Olivetti, da calcolo. C'erano macchine da scrivere, macchine da calcolo. E poi computer. Dopo, le prime macchine da scrivere Olivetti, incredibili. C'erano di tutte quelle. Perché io ho conosciuto a casa mia, una delle prime macchine da scrivere, la lettera 32. Olivetti, che credo che fosse ce l'avessero. Ce l'ho ancora. Tutti ce l'hanno. L'abbiamo. Tieni conto che poi mio padre ha sempre fatto attività sindacale, la usava moltissimo. La usava per farsi comunicati, per fare le cose, quando ancora un po' il fermento politico l'ho un po' ereditato da lui. Insomma, anche quella passione, diciamo così, politica, che è anche troppo come passione. E quindi niente, Dico, amico di tuo padre, hai lavorato con lui, ma dopo il diploma? 6 o 2 anni. Ma sei andata lì a fare cosa? Lui aveva un negozio, aveva aperto un negozio, aveva la concessionaria a Carbonia, poi aveva aperto un negozio a Cagliari, in via Caprera, quindi che aveva assistenza, quindi le cartucce,
c'è quello e quell'altro, quindi facevamo un po' di promozione delle sue cose, vendevamo un po' in giro le Quindi inizi lì a occuparti di vendita commerciale. Sì, di vendita commerciale. Poi questo mio amico finisce la cosa, questo mio amico mi dice: ma lo sai che finiva perché lì non è andato bene, insomma era il periodo che un po' l'Olivetti stava incominciando, cioè aveva concorrenze importanti, non è che aveva un po' di roba importante. E poi incontra questo amico, non stavo facendo niente, incontra questo mio amico e mi ha detto: ma che stai facendo? Mi ha detto: lo sai che lavoro in un'impresa edile, era d'estate. Mi ha detto: ti va di venire a aiutarmi? Mi ha detto: muratore. Bravo. È un lavoro bello, Che per me. penso sia uno dei lavori più creativi in assoluto. E io sono diventato muratore, sono qualificato. Ma va. Ma stai scherzando? E poi? No, ma è una cosa bellissima. No, lo so. Ma io mi sono divertito, ma perché l'ambiente che c'è è un ambiente pazzesco. Cioè, come non è continuata allora? Cioè, cosa succede? Quanti anni hai fatto da muratore? Forse ma hai iniziato proprio da manovale, proprio da zero? Non sapevo nemmeno cosa volesse dire cemento. cemento, una cazzuola. Non la conoscevi? No. Mai presa in mano? No. Figurati. No, Beh. niente. Poi c'era praticamente cantiere. E lì ho imparato a fare delle cose cioè vedevo i vecchi muratori, i vecchi carpentieri. Poi una cosa che mi ha sempre appassionato, la carpenteria. Che è bello, che geometria e forme, calcolo e tutta questa roba qui. Adesso fare una scala, la gente non sa come cavolo si fa ad armare una che scala. mi sono pestato. Questa cosa nasce, anche questa cosa di trattenermi lì, tieni conto che poi... Ecco perché nel tuo locale fai tutto tu, ora c'è un motivo, certo. una spiegazione, perché certo. questa passione, chiamiamola per il bricolage, ma non è bricolage, però nasce da questa manualità che hai acquisito. Che ho acquisito, che è una bestiale. Ma ti stavo dicendo perché tornando a quegli anni che è faticosissimo. Esatto. Faticosissimo. Anni dove oggi è un gioco. No, ma allora si impastava tutto a mano. Ma oggi è un gioco perché... I sacchi di cemento, li hai conosciuti quelli da 50 kg? Molto. E adesso li hanno fatti da 20. Da 25 per le questioni della norme. Ma io tiravo su quello da 50. No, due. Dai, tu dovevi scaricare così. La schiera te lo mettevano sopra. Aspetta, e tieni conto di una cosa, che io non avevo macchina, che con Gabriele, che c'è questo tizio di Monserrato, mio coetaneo, che tra l'altro è scomparso in un incidente fuori la Sardegna. Noi andavamo in bicicletta, ci venivano a prendere, cioè se tu lo racconti oggi a un 22enne, ma quando? Ti dice, ma tu sei fuori. No, guarda, non affrontiamo questo discorso perché... Ma tu sei fuori. No, non ne ho voglia. Tu sei fuori. Certo. Quindi... Cosa fai 22 anni? No. Sta guardando le serie, punto. Cioè, il cellulare le serie. Sì. Non sanno fare nulla di manuale. In bicicletta, andavamo in bicicletta. Ci incontravamo, che so, un luogo X, arrivava il tizio, questo artigiano di Quartuccio che ricorderò sempre, il tuo capo, il tuo impresario. Sì, spigoloso, severo, diciamo spigoloso per non dire una parolaccia, per non dire ok, abbastanza spigoloso, diciamola così, visto che ci stanno ascoltando anche altri. Naturalmente la bicicletta sopra il cascione, cioè. Incascionata la bicicletta, via, cantiere. 8 ore. 8 ore. Ma intanto quanto ne hai 7 fatto? Quanti anni hai durato? 3 anni. 3 anni? Ma quando sono andato via, mi ha detto no, dai, no, ho detto no. Perché sei andato via? Perché è finito? No, sono andato via perché mi avevano fatto un'altra proposta. Un'altra persona? Un'altra persona, in un altro luogo, in un'altra azienda un po' più grande, strutturata, e quindi ho detto faccio questa esperienza. Poi quell'esperienza era tramontata perché nel frattempo mi era balenata l'idea di prendermi le patenti per guidare i pullman. No. Perché mi piace ancora la guida, le C. la D. La D? La D-Cup. La D-Cup, l'hai preso quella? E per un periodo ho fatto l'autista dell'arte. No, ma è una figata. Antonio autista dell'arte, non lo sapevo. Ma è una figata. Lo immagino. No, ma tu non hai capito.
Cioè, assunto dall'Ars. Lì ho fatto, ma un casino bello, ma bello. Tipo, Praticamente questi tizi, no? L'Ars. cioè, come sei entrato? Non c'erano in concorso? Un concorso. Ah, un Più concorso. che un concorso, una selezione. Selezione, tu hai preso la patente da privatista. La patente l'hai presa per conto tuo, dico, ok. Sono andato in autoscuola. Beh, qualcuno, sai che cosa è successo? Tu il militare l'hai fatto. No, sì. Ecco. Ma mica. Quello che ho fatto io era improponibile. Ho fatto 4.000 guardie. 4.000 Ma guardie. 4.000 guardie per dire che ne ho fatto un botto. Mamma. Ero vigilanza aeroportuale. In aeronautica? In aeronautica, al decimo anno. Vabbè, ho capito. Guardia, poi guardia. No, perché scusami, perché qualcuno si è preso la patente da militare. No, io li Tu da avevo privatista. prese perché Ti ispirava? mi ispirava all'idea di vedevo questi pullman, Li voglio guidare. questo lo voglio guidare. Ma dai. E l'idea di guidare un pullman, ecco, mi prendo le patenti e mi prendo anche naturalmente l'abilitazione per portare le persone, perché in quel periodo sto parlando Anni 80? 90? No, 80. Fine anni 80. Fine anni 80. E comunque mi prendo la patente, becco questa selezione all'Ars perché non era un concorso, era una selezione. Questa selezione e comunque sta di fatto che mi chiamano passo la selezione, arrivo tot, bla bla bla, e mi chiamano per fare 3 mesi. 3 mesi. Sì. E naturalmente mi investo di tutto a punto, lascio la cazzuola a casa. Ciao. Perché quando eri in cantiere avevi il tuo kit. secchio. Il secchio. Il kit. Con dentro il kit. Allora, il kit. Cosa c'è dentro? La cazzuola. La cazzuola. Il martello. Aspetta, No, le tronchesine. le tronchesine, Lo scalpello che chiamano in un certo modo. Su scraffeddu. No, bugia. Lo scalpello. Vabbè, un muratore. In italiano lo scalpello. Credo. Vabbè. La mazzetta. mazzetta. Lo scalpello. Lo scalpello. Il martello da carpentiere. Che Il martello, doveva il essere tirachiodi. usato Il tirachiodi. solo un rito. Col manico lungo. Un rito quello. Quello è tuo e basta. Quello è un rito. Sì. A parte che costava un botto. Perché lo facevano a Torino. Sì. Doveva avere una grammatura particolare. 80 grammi, no. 350 grammi. Scusami. Oh. E il manico chi lo faceva? E chi lo faceva il manico? Non Lo faceva sì. l'artigiano. L'artigiano a Quartuccio, in via Sant'Antonio. Mi stai facendo ricordare cose improponibili. Bello. E poi c'era la lenza? No. Il piombo? Il piombo? E poi? Un po' di chiodi? No. Chiodi d'acciaio? Quelli qualcuno c'era nel barattolo. E poi che altro c'era nel kit? Cosa c'era? Il metro, Il metro e la matita. La matita e il metro in legno. Il metro in legno, La che è matita. ancora il metro in legno da muratore. Anch'io uso quello. Tutta la quello vita lì quello. devi usare, non c'è No, ma che scoprire che tu sei stato così mi fa... Beh, ricordami che domenica ti faccio vedere un po' di cose, allora. Forse le capisci. Domenica ci dobbiamo vedere. Ma io ho appeso il martello al chiodo. Ce l'hai appeso a casa? No, Ti faccio vedere cosa ho fatto, no? Certo, perché le puoi basta capire, certo. perché le capisci, Ma tu le capisci. Ascolta, tieni conto che io Ma a casa tua ti sei fatto i lavori tu, scherza, più che a casa mia, a casa di amici. ho tramezzato Vabbè. di amici, a casa di un sacco di gente, lo immagino. ho fatto cose improponibili in tona. Tu Sì. pensa che in cosa eri bravo? Cioè, qual era la cosa che ti piaceva di più fare? Tirare su un Carpenteria. muro, carpenteria, quindi armare? Cos'è la carpenteria? Molti non lo sanno. la carpenteria è la costruzione con le tavole, Con le sottomisure, tecnicamente. sottomisure quelle dello scheletro per poter realizzare quindi il solaio, i pilastri, le fondamenta. fondazioni. La cosa più perché? Perché poi la carpenteria tratta tutte le geometrie, la sagoma il ferro, la sagoma del ferro, Che come bello. sagoma il Anche quella è carpenteria? anche Cioè, carpenteria metallica. metallica è quella. Sì. Vabbè, E anche dicevi se- Arst, fermo, mamma mia, poi ci dimentichiamo. Sì. Vai a guidare, vai a presentarti, hai appeso il riassumo. kit, Ha preso il kit al chiodo, vado bellino. tutto elegante. Per forza. Camicia bianca, cravatta blu. Camicia bianca, cravatta blu, gli avevo chiesto una giacca, gli ho detto ma la divisione, gli ho detto no, scusa, gli ho detto io prendo il pullman, che è il vostro, c'è scritto Ars, sono il front office in quel momento della vostra azienda, non è che devi avere lì uno che rappresenta la vostra azienda che è uno trasante, no, sei sempre quello che rappresenta in quel momento l'azienda regionale trasporti. E un po' questa cosa li aveva spiazzati. Ma davvero? Cioè, perché non vedevo esisteva gente ancora. con la tuta, no. Non
Non era ancora Poi il io periodo questa delle cosa divise, non c'era? no, c'erano, ma naturalmente quelli strutturati. Noi eravamo a 3 mesi, non eravamo assunti a Ok, stagionali, chiamiamolo così. stagionali. 3 mesi. E anche qui, comunque, sai, un'azienda importante, cioè a livello regionale. Quindi adesso non so. Adesso in questi adesso, anni vabbè, quanto sono un po' pensavo oggi. quanti dipendenti hanno, però No, è grossa, ma no, che è grossa, ma pensa ai fa tutto l'extraurbano, esatto, quindi ma pensa a quanto, lo pensavo proprio oggi, è un caso che pensava a quello. Il CTM, ex ACT, quando eravamo Sì. piccoli, vabbè, è cambiata la ragione sociale, è un Sì, SPA adesso. dal punto di vista proprio di immagine è completamente rivoluzionata. Ai nostri tempi era una cosa indecorosa. Allora, il CTM, intanto il CTM è un'azienda veramente, ma a livello nazionale. Sì, compete tranquillamente perché con l'ATM di non c'è Milano, proprio, ma ha di un Roma, know-how pazzesco, con l'ATA. ha un ufficio, io mi sono relazionato sia con l'ARST che col CTM quando ho fatto attività politica per il comune di Monserrato, anche perché con loro io poi ero il presidente della commissione viabilità e trasporti mobilità. e sviluppo economico, quindi Conoscevi loro? avevo per forza relazioni con loro quando si è parlato della prima tratta Monserrato Policlinico, tutta questa roba qui, quindi i tavoli di concertazione ce li avevi anche con loro, capire un po'. E quindi dove eravamo? All'Arst. Vai con la giacca all'Arst, quindi non avevamo cortezza di dove erano le linee, le fermate. È giusto, non conoscevi nulla. No. Ti ho messo su un pullman, vai. Devi andare a Desula. Ma stai scherzando? No. Buttato così? Sì. Oh, mamma Allora, mia. la tecnica era la seguente, ma Desulo per dire... Non c'era Google Map, non c'era cavolo, non c'era il cellulare. No. Cartina? Io non avevo... il problema non è la cartina, il problema è la cartina, se a un certo punto tu arrivi, che so, a Esterzil. Mi devo fermare o no? No, dov'è la fermata? Dov'è la pallina che mi indica la fermata? Niente, non c'era un tubo. E allora, siccome di necessità ne facevi virtù, ti cercavi l'assistente di bordo, il navigatore. Quindi tu arrivavi a Piazza Matteotti, dove c'era il parcheggio della tua corriera, che partiva, che so, alle 14, arrivavano quelli che dovevano andare, che so, l'ultima fermata era Desula, Cagliari-Desula. Chi deve andare a Desulo? Ma stai scherzando? Cioè, persona normale faceva il navigatore per te? E io ero l'autista, ero abilitato a guidare il pullman. Vabbè. Poi, naturalmente, adesso è cambiato il mondo, perché adesso certo. c'hai i sistemi di rilevazione satellitare, ti dicono dove è, guarda che a 100 metri ci avrai una Ti avvisa, fermata, cioè puoi entrare... c'hai tutto, quindi non è... Ma in quel momento non avevi tutto. Ma te lo sei inventata tu questa cosa del navigatore? No, te l'hanno detto? Cioè, guarda, prenditi un... Ma io me la son pensata così, non lo so, poi io non ricordo cosa facevano un po' gli altri, però Tu hai fatto così. e comunque, ma questo vale per San Sperate, questo vale per ogni posto, comunque moneta della un film. Un film. E naturalmente la tecnica era trova la ragazza più bellina Certo. sul pullman E chiedilo a gli lei. chiedi, ma ascolta, guarda, io Devi andare a Desulo. devi andare dove devi andare? E poi quando era molto carina diceva no, a Nuram, Vado a Nuram. vado a Nuram. Allora facevi sino a Nuram, mi chiedevi a lei, quindi naturalmente gli dicevi siediti nel primo sedile, così tu mi dici guarda, qui è la fermata No. perché poi il problema tu devi saper portare il pullman, in quello ero abilitato, io il pullman lo sapevo portare, quindi il problema era dove far scendere le persone e dove prendere le persone, perché poi attenzione, era importante quel pullman, perché c'è una cosa è stare a Cagliari, a Pirri, passa a dopo 10 Serargius, minuti, lì non passa più. e lì non passa più, quindi una persona che si doveva spostare per venire a Cagliari per una visita, per un ufficio, No, era se tu non la prendevi o saltavi una fermata, quella non andava a scuola, quell'altra non andava a fare la visita, quell'altra non andava nell'ufficio, quindi da quel punto di vista il collegamento era una cosa importante, quindi andava preso Certo. con serietà. ma la cosa più bella Quindi era abbordaggio con serietà. e poi Ci vedi l'uno e l'altro. non ti va, non ti va l'utile al dilettevole.
Esatto. Conoscevi, naturalmente sempre in punta di piedi, garbato, Gentile, cioè, ma poi eri l'autista. beh, poi l'istituzione, cioè, parlate con l'autista. Lì era parlate con l'autista, perché nel senso che tu avevi il navigatore, con tutti gli altri non parlavi. Esatto. Però con lui sì. Con praticamente lei sì. tu avevi scelto l'interlocutrice. Perché? La navigatrice. E poi chissà perché mai un uomo. Mai. Bravo. Non c'era mai capitata questa cosa. Davvero? Ma come mai? Per scelta. Ovvio. Ascolta. Comunque, ma l'elemento più di sostanza, quando ti ho detto ho fatto un casino lì, perché ho fatto un casino? Perché praticamente parlando con i miei colleghi a tempo determinato, no? Come te? Come me, c'erano un casino. E cosa avevo scoperto, ragionando, parlando con questi, che era un andato, cioè quello di prendere, avevi una graduatoria, avevi fatto un concorso, ti servono 50 persone, assumi. No, invece la rotazione. Invece cosa facevano? Venivano Facevano ruotare le persone e poi ti mandavano via, ti scaricavano come un cencio vecchio. Dai. No. E allora cosa ho fatto? Battaglia sindacale. Bravo. Ho costituito, abbiamo l'ego, abbiamo costituito una cellula di tutti quelli che erano a tempo determinato. Non voglio dire una sciocchezza, ma in tutta la Sardegna, credo. Molto. E lo sai cosa ho fatto? Il primo sciopero dell'ARST di quelli a tempo determinato. Cavolo, battaglia proprio sindacale, battaglia politica. Cioè, puoi capire, i vertici ARST tipo ti volevano distruggere. Da sicuro. Ecco, ma anche i sindacati. Perché eri una cellula indipendente, non eri CGL. No, poi ero entrato in CGL, ma dopo una battaglia in CGL, perché c'era qualcuno un po' connivente con ma sì, come ovunque. Ma sì, ma che faceva proprio ridere. Ma tu chi difendi te stesso? Autoreferenziale come pochi. Ma comunque creiamo questa cellula e indiciamo il primo sciopero nella storia dell'arte, dove quelli che non avevano gli invisibili, perché non vali niente, non hai tutele, non hai niente. Perché un tempo determinato non puoi iscriversi a un sindacato? No, sei usato 3 mesi. Che cavolo vuoi? Cioè, con se fai da bravo ti riprendiamo. Non è vero, perché la pubblica amministrazione non funziona così. Ma comunque. E che succede? Ti sbattono fuori? A me? No, sei rimasto lì. Quanto tempo? I miei 3 mesi. E poi? Io ho fatto causa. Ma questo non è il tema è che cosa avevo raggiunto. Dopo tutto questo casino, perché mi sono studiato il contratto nazionale, le leggi che regolavano quello, insomma, sono diventato veramente ferrato in quella materia lì. Dopo tutto questo clamore, no? Il risultato ottenuto è stato che 120 persone sono state assunte. Che bello. A tempo indeterminato all'AST di quella graduatoria. E non venivano presi e tratti come cenci vecchi, perché se tu hai un piano industriale e hai un'esigenza non puoi di personale per svolgere le attività. Io capisco se tu hai un incremento, un picco, perché adesso un picco stagionale, e allora ci sta. E c'è anche una stupidaggine ci sta. Ma dico, ci sta. Hai formato delle persone e le butti via. Bravissimo. Ma se tu devi garantire ferie, devi garantire permessi, ti serve una rotazione. Poi il servizio era quello. E comunque, male della favola, quelle persone lì sono state tutte assunte. Hanno iniziato con un part time e adesso stiamo parlando di tantissimi anni fa, quindi sono tutte strutturate, stabilizzate. No, ma erano già stabilizzate. E tu no? Allora io non avevo già nel frattempo che questa cosa stava avendo piede, perché bla bla bla, naturalmente non è che stai fermo. Naturalmente i miei fratelli lavoravano nel locale che adesso è mio. Io non arrivo da quell'esperienza, quindi non l'avevo mai fatto quel lavoro. Quindi i due fratelli gemelli avevano quel locale lì? Lavoravano in quel locale. Lavoravano in quel locale? Di un tizio, per un tizio. E naturalmente noi eravamo gli unici nipoti che aveva mio nonno
E mio aveva deciso di lo stavano vendendo quel locale, ha detto vi aiuto io a comprare questo locale, anzi veramente ci aveva detto ve lo regalo io. Così eravamo gli unici nipoti, mio padre è figlio unico, quindi noi eravamo gli unici nipoti, io non stavo anche molto bene, insomma, quindi ci ha fatto questo regalo, e quindi un terzo delle quote di questo locale era il mio. Naturalmente in quel periodo eravamo in 3, quindi in 3 vuol dire che tu il taglio lo dai per un terzo, quando ti va bene. La politica di quel locale gliela dai per un terzo è mio, un terzo lavoro io. Un terzo è mio, un terzo lavoro io, e naturalmente devi capire come insieme si possa conciliare la visione delle cose con visioni anche abbastanza diverse che abbiamo. Normale, dai, non mi devi spiegare nulla. No, ma che è normale così, nelle attività è così. Nel tempo qualcuno ha mollato, qualcuno voleva rimanere. Poi nel frattempo, naturalmente, io avevo una concezione del bar, tant'è vero che il mio non si chiama bar ma si chiama caffè. Caffè con una F. No, caffè. Perché vuol dire locale dove tu ti ritrovi, perché è così per un motivo, perché soddisfa una domanda che prima mi sono posto, perché una persona dovrebbe passare il suo tempo, che è la cosa più importante che ha nella vita. Non ci sono neanche i soldi, il tempo. È il tempo, perché il tempo, i soldi li puoi trovare, venire, vanno lì, il tempo non torna, passa e non torna. Ecco, quando abbiamo detto se potessi non fa, vedi che è il più prezioso in assoluto. E quindi la domanda è stata: ma perché una persona dovrebbe passare un minuto della cosa più preziosa che ha, ovvero il tempo, nel mio locale? Da lì nasce l'idea del caffè letterario. Giusto. Dovete sapere che AD Caffè è pieno di libri, è completamente addobbato e allestito con libri. Dove praticamente lì succede questo: ridiamo vita ai libri che abbiamo magari nello non ne vuoi più, vero? No, sempre. Ne vuoi ancora? Certo. Anche io ne ho un sacco. E quindi questa cosa qui permette, uno, di ridare vita a qualcosa che non è mai morto, perché un libro, un pensiero, un'idea, perché lì ci sono libri di qualsiasi genere, dai saggi alla letteratura, romanzi, ci sono anche molti libri vecchi. Vabbè, tutte le categorie. La cosa più bella, quelle sono bellissime, ma la cosa più bella è che mi è capitata un aneddoto bellissimo. In quel periodo era ancora consigliere comunale, e abbiamo fatto sponsorizzato come amministrazione, il buon compleanno Faber, che avevamo praticamente ospitato nella Casa della Cultura a Monserrato, e avevamo portato artisti veramente di valore, c'era una bella direzione artistica, insomma, e artisti di valore. Avevamo contribuito anche come amministrazione in maniera cospicua, ma comunque, e avevo praticamente fatto da sponsor all'iniziativa. In che modo? Gli artisti, quelli che dovevano suonare la sera, venivano all'ora di pranzo a Monserrato, io offrivo agli artisti un aperitivo e loro si mettevano a suonare, cioè per i clienti che c'erano. Io ho il pianoforte, ho le chitarre, ho tutto nel locale, e quindi a un certo punto, un giorno, è venuta a Monserrato questa illustratrice, questa Cinzia Gagliani, una donna di 70, forse anche di più, in quel periodo, quindi 70 anni a un certo punto, per preparare l'aperitivo c'era questo musicista, tra l'altro non ricordo se che cosa suonava, forse o la viola o il violino, ma col suo violino, 2 strimpellate lì, la gente che guardava così, ma Antonio, no, stasera questo spettacolo, bla bla bla. Ma comunque, a un certo punto la vedo, gli scendono le lacrime. A chi? A lei? A questa Cinzia Gagliana. Mi giro verso i miei collaboratori, perché cosa avete messo nella roba? Abbiamo messo patatine, olivette, snack, trametti, gli ho detto, ma non è che avete fatto troppo piccante qualcosa? Praticamente questa qui, io ho tutto un reparto di vecchi fumetti, di tutta la vecchia fumettistica italiana.
che è patrimonio veramente importante dell'UNESCO. Veramente. Ascolta, praticamente questa qui ha visto il primo suo lavoro No, che da meraviglia. illustratrice in questo fumetto. Che meraviglia. Ha preso il fumetto, l'ha aperto Credo. e c'era il suo primo lavoro. Me l'ha autografato, ce l'ho ancora. No, voglio vederlo dopo. Me l'ha autografato, bellissimo. Che bella storia. Vedi che questo è un karma, cioè questo è un finale, è la chiusura del tuo cerchio. Bellissimo. Col pesce, sempre partiti dai pesci. Dai pesci. No, il karma del fatto del locale con i libri. No, che trovi no, una che proprio ha fatto un libro. Quello è messo bellissimo. lì. Quello è bellissimo. No, quello Poi è abbiamo meraviglioso. fatto un sacco di cose lì. Abbiamo Non fatto so, presentazioni di libri, presentazioni di concerti, libri, continuiamo a farli, cerchiamo mostre oppure Poi naturalmente attività anche artistiche, io creative. ogni tanto mollo un po' perché deve sempre in tensione per Ogni tanto ti organizzare. rompi le scatole, diciamolo, questa è la perché- verità che vera. palle. Hai bisogno anche di destinare il tuo tempo. E naturalmente alla c'è pesca. anche un'altra c'è anche un'altra motivazione, oltre al fatto che le persone devono trovarsi bene in quell'ambiente, e che in primis dovevo trovare il modo per starci bene io, Bravo. che è la cosa più importante. che praticamente è quello che accoglie le persone. Poi naturalmente il target te lo scegli tu, Vabbè, il non cliente. è semplicissimo, però Lo so, da te lo- ci sono belle Lo so, persone. aspetta, non è semplicissimo perché ci ho lavorato su questo, ci ho lavorato Hai molto. tagliato i rami secchi. Che non è che, aspetta, ci ho lavorato, che non è il fatto di essere classista, lungi da me proprio No, quell'idea, no, perché no, ti ho no, raccontato no, cosa no, ho fatto, no, quindi no. non è questo il tema non sei vero. classista, però Il hai problema, selezionato la il problema è clientela. che devi sempre riuscire a far trovare tutti a proprio agio dentro il tuo locale. Dico tutti, cioè non è che il tuo stare a proprio agio deve mettere a disagio gli altri, assolutamente. Quindi Bravo, tutti giusto. quanti devono coesistere in un sistema di reciproca, diciamo, rispetto, anche dentro Un'ecologia di sistema. anche dentro un luogo dove qualche volta, siccome è un locale pubblico, ti può capitare che Allora tu hai possa schianto entrare un malintenzionato, un disturbo. e devi usare le tecniche, cercare di sminare i conflitti, che non è facilissimo. Lo sai che abbiamo fatto quasi un'ora? Non te ne sei manco accorto. No, certo che me ne sono accorto, stavo per dicendo, ma a che ora rientriamo? che ho lasciato l'attività. Ma te l'ho avvisato, No, non lo dire so, così. lo so. Però adesso in chiusura, perché stiamo chiudendo, Oh, bene. mi sa che un giorno di un prossimi mesi facciamo una seconda parte. Troppe belle cose da raccontare. E secondo me non me ne hai raccontato tante. Moltissime. Lo so, però ognuno ha la sua storia. Un'ora per sintetizzarla. Beh, un'ora Potrei per chiedere ma Antonio chi è? ma Antonio un'ora cosa per ha fatto? sintetizzare Una sono vita. del 68, figurati. No. Cioè, ce n'è ancora, qualcosa l'ho fatta. Esatto. Un Quindi giorno- ci rimandiamo a un altro Un'altra episodio. volta. Però ti Eh. dicevo, io questo progetto l'ho chiamato, gli ho dato un titolo Ah, vai. che tu dirai che cavolo ci azzecca, però siccome dimmelo. no, l'ho chiamato A come puntini puntini. Perché ha come, non so se tu guardi la televisione da piccolo, la guarda la televisione? E se ti dico A come Piccolo. televisione, Televisione. sceneggiati televisivi. Cartoni A manga. come? Ah no, tu sei più giovane. Orzo Way. No. Io ti- MacGyver. No, ma perché non sei? Io del 68, te l'ho detto. Allora, quegli anni di differenza contano, Ma perché perché tu che cosa guardavi? io guardavo gli sceneggiati televisivi prima dei cartoni. Aspetta, uno che mi ha terrorizzato. Belfagor, ovvio. Terrorizzato. Addosso anche a me. No, ma Mi vengono i brividi, Belfagor. aspetta, terrorizzato in quegli anni, ma Certo. modalità che andavo a dormire nel letto di mia mamma. E ci credo, bianco e nero. Ma sì, ma mi è capitato diversi anni fa, sai, quando vai sui social, TikTok, altri, e guardi di rivedere qualche scena, ma Ti fa ancora paura? No, Ah, cioè, no. ma di questo avevo paura. Coglionata. Cioè ti rendi conto, vabbè, però No, vabbè, a quei tempi Vabbè, non contestualizzalo. c'era, eri piccolo, non ero c'era piccolo. altro. Ma perché, scusa, non so se ti è mai capitato, adesso questa cosa mi è rimasta impressa di quando ero piccolo, ma tu lo facevi il telecomando.
Sì, a casa. come no, certo. Secondo me l'abbiamo fatto tutti. Tutti l'abbiamo fatto. E- Non esisteva il telecomando. Antonio, puoi Esatto. girare, puoi cambiare. E ti alzavi sempre E ti tu. alzavi, io Eravamo i poi tu eri il telecomandi. più grande. Io ero il più piccolo. Io ero il più grande. No, ma allora non c'erano proprio i miei fratelli, sono solo io a guardare la televisione. Bellissimo. Ricordo questa cosa, il telecomando. Umano, Ma ma proprio prova a senza vivere- batterie, Prova- funzionava tu eri- sempre. Prova a vivere oggi senza telecomando. Ma tu pensa che ancora oggi io devo ancora insegnare a qualche persona molto più grande di me a usare le smart TV, perché per loro è un delirio. Già è un delirio il telecomando normale, C'è anche da dire una che è un cosa. casino. Vabbè, adesso sono abbastanza intuitive, sono già configurate. Ma io sono dovuto andare, Da per tua esempio, mamma? da mia madre a configurare. Che non è mica vecchia tua mamma, cioè del No, e mio padre ha 80 anni appena compiuti, quindi però sono dovuto andare da loro Perché c'erano da problemi? poco. Ci devi mettere l'account, se vuoi. A questi livelli poi è impossibile per loro capirlo, arrivarci. Ci No, devi no, mettere no. le cose, perché se è uno smart TV e se c'hai Netflix collegato, No, no. se hai. Ma Guarda, non lo ho avuto so. difficoltà l'altro giorno, anch'io le so fare queste cose, Però ma mi si è piantato e non capivo perché. L'ho spento e l'ho riacceso. Un problema di bug. non puoi fare come quando erano hardware. con le valvole, gli davi un colpo, te lo Cioè, ricordi? esatto, Dagli un colpo. È vero. Boom! Boom. E si rimetteva a posto. Certo. Ma dicevo, Tutti i mestieri uno sono- sceneggiato si chiamava A come Andromeda, non te lo ricordi? Non me lo Non l'hai ricordo. conosciuto? Non me lo ricordo. Era molto prima del E di di cosa Belfagor. trattava? Ma no, ma lo sceneggiato in sé era praticamente la storia di un centro con un radiotelescopio che aveva captato delle onde sonore da altri pianeti. Ma era il periodo di UFO, no? No, Molto prima. 70. Oh. Avevo 6 anni. E io nel 70 ne avevo No. 2. Hai capito? Quindi per te poi eh. erano 5 Ma poi- episodi, ma poi- 5 puntate. Ma poi aspetta, stiamo parlando di anni dove la conoscenza e l'informazione non era così veloce come ci oggi, mancherebbe, dove ma oggi infatti non, con- non pretendo con che tu lo con un no, click non lo pretendo che tu hai- lo conosca. Ah. Non lo pretendo che tu lo conosca, no, per dire che come Andromeda mi è venuto in mente quando ho pensato che titolo dare. E ho detto non è un caso se mi viene in mente questo. Quindi ho pensato, va bene, allora lo chiamo come puntini puntini, in modo tale io possa fare la domanda ai miei ospiti dicendogli per te, come? Ma questa esperienza, questo mi stai Sì, oggi, dopo tutto questo discorso, se io ti faccio questa come domanda... una Marcord. Marcord, Bellissimo. che bello. No, sai, Bello. è quella roba che ti permette di, in qualche modo, di riavvolgere il tempo e ricordare cose che non ricordi, cioè che Mi hai hai, detto che no, che sono che lì. hai, che magari non ti capita di ricordare perché sei a 200 all'ora dentro dentro la tua ruota, Dentro la perché tua siamo ruota. tricetti. Bravo. E soprattutto ci piace. Molto. E quando si rompe la ruota che tu ti sei Ce ne creato, facciamo un'altra. ce ne facciamo una perché Sono ti d'accordo. manca la ruota Diamo e una non ti hanno bolla. neppure messo dentro. No, ti ci sei messo dentro tu. E la vuoi la ruota. La desideri tantissimo. Siamo dei tonti. Molto. Come non fa come tonti, come Ad un tu. ad un tu. No, come Marco è carino, è molto bellino e ci sta. No, rispetto ci sta perché a quello che diciamo mi hai raccontato. Bello. vabbè, ma perché se parli di vita delle persone diventa un piccolo cameo dove ognuno racconta quel po' che ricorda le cose. Aspetta, naturalmente in tutto questo si tende un po' a ricordare le cose più belle, poi nel frattempo ci sono Anche le cose meno ferite, ci sono cicatrici. Beh, sono capitati questi racconti da altre. Qualche racconto un po' triste c'è stato, però oggi è stata una bella esperienza. No, io non mi aspetto nulla. Quando chiedo alle persone di intervenire, Ma poi guarda, non può che non essere così, cioè tu sei una persona che in buona sostanza regala momenti di spensieratezza per lavoro, di felicità, di un sacco di cose, tu lo sai che io regalo felicità. regali felicità, bravo. Insomma, Bravo. dietro una tazzina di caffè Ma c'è sempre un sorriso. ci sono da un sacco parte di tua. cose. C'è No, sempre un sorriso. aspetta, sono anche molto bravo, Sei bravo. nel senso che molto spesso Hai i tuoi problemi, c'è la li mia mascheri. maschera, Lo so. ma come tutti. Infatti io penso, ma tutti i giorni, tutto il giorno. Però ti capitano anche un sacco di cose belle, cioè
torno a dire il karma, cioè io veramente, a me questo è un lavoro che mi piace molto e poi conosco un sacco di gente. Quindi giusto per chiudere, anche perché magari facciamo un'altra puntata, entri a lavorare nel locale e sei sempre, a parte le parentesi politiche, sei sempre rimasto nel locale, cioè hai iniziato a lavorare con i tuoi fratelli e poi sei rimasto da solo, hai rilevato le tue cose. Poi ho fatto anche un'altra cosa, un periodo ho venduto soldi, facevo l'intermediazione finanziario, per poi nel 2008 è scoppiata la bolla famosa che conosciamo, bla bla bla. Ma lavori sempre nel locale pure? No, non lavoravo, avevo il locale ma non ci lavoravo. Non ci lavoravi, ok, siamo arrivati. Ci è piaciuto, abbiamo fatto il percorso, anche a me. Grazie, ti è piaciuto? Adesso molto. Saluta. Ciao. Buona giornata. He's just a snake in the grass. He's just a